E lì sulle caprette pascolava le montagne. E lì sulle caprette pascolava le montagne. Non se ne può più, siamo veramente, adesso basta, non ne possiamo proprio più. Quarantena, mi riposo un po' la schiena. Quarantena, tutta l'acqua mi avvelena. Quarantena, quando finirà questa altalena? Buonasera. Siamo fermi in casa perché purtroppo è quello che è succedendo. Mi hanno telefonato, mi hanno detto stare in casa e che si muove. Adesso diciamo, io mi sono attrezzato con la mia mascherina. Ogni tanto bevo un goccio e mi rimane macchiato, però la macchinina funziona bene perché funziona a meraviglia. Ecco, a volte mi dimentico che ho la mascherina e bevo, ma poco bevo, perché mi hanno detto che l'alcol fa male, ma io giuro sto diminuendo tutto quanto. Addirittura sto facendo una terapia, adesso sto facendo una terapia nuova. Il medico mi ha detto, Salvatore, mi raccomando non tiri su il gomito. E sto facendo questa terapia nuova, sto imparando a bere così, senza sollevare, perché dice che se tiro su troppo il gomito il vino fa male. Boh, io non lo so, adesso bisogna vedere se questi medici hanno ragione o hanno torto, perché bisogna... Scusate, c'ho la gola secca, sto bevendo quello che passa il convento. Non lo so se è una nuova... dice che funziona, non lo so, non lo so. Rimane... è un po' difficile no, non riesco a dire digerire. È difficile di digerire, non ci riesco. Ci sono molte parole che non riesco a dire. C'è la parola digerire che non riesco a dirla. Perché però mi viene digeriva, no. Solo alla sua salute. È spuntazzo. C'è sempre mia moglie che mi dice di levarmi questa maglietta che c'ha questa macchia. Gli ho detto, questa è una maglietta che mi hanno regalato, questa è macchia mediterranea, è una macchia fatta apposta. Io ho un amico che ogni tanto me ne regala una di maglietta, è un cantante, Marco Carta, non so se lo conoscete, lui mi regala, ogni tanto mi vede e mi regala una maglietta, bravo ragazzo però, c'ha una bella macchina. Io l'ho conosciuto a Marco Carta che aveva la 500 quando era povero in canna. E lui mi voleva sempre invitare Gazzoli. Dice, oh Marco, spesa, aria, H. L'H si usa per metterla davanti al casino. Sì. Mi hanno detto di bere acqua. L'acqua... non lo so, l'acqua, bisogna fare un ragionamento grande per l'acqua, non è facile, uno dice bevi acqua. L'acqua è una parola, sì, l'acqua potrebbe fare bene, bevuta quando uno ne ha necessità. L'alcol bisogna stare attenti, ha detto l'altro dottore, perché non vanno mai d'accordo, ogni dottore ha un racconto suo,
ricordatevelo, ogni dottore te ne dice una diversa. Quest'altro dottore ha detto il vino lontano dai pasti. Ho messo la damigiana in cortile, la pompa in cucina, però è la stessa cosa. È inutile mettere lontano dai pasti, comunque è vero che bisogna stare attenti quando uno beve, non deve mai guidare, non deve mai guidare. Io se bevo guido piano, proprio mi metto guido piano piano, perché una volta ho avuto un incidente in macchina, è successo che mi hanno portato in ospedale, me la sono vista veramente brutta, mi hanno messo 15 punti in testa, 15 punti. Però non stavo molto male, avevo la forza lo stesso di poter andare, infatti ho firmato, ho detto dottore io voglio andare a casa. Sono partito dall'ospedale per andare a casa, sono partito, a un certo punto cosa è successo? Mi ferma la pattuglia dei carabinieri. Cosa c'è? Mi fanno questa cosa del non riesco a dire neanche chilometro, non riesco a dire. Mi fanno questa cosa del chilometro, non riesco a dire il chilometro. Mi fanno quella cosa lì, dice dobbiamo levare 15 punti. Gli ho detto me li hanno appena messi, cosa facciamo qui? A cucire e a scucire. Ma cerchi di ragionare, ho detto no. Non faccia, cioè cerchi di capire la situazione. Io sto uscendo dall'ospedale e mi devo sentire trattato in questo modo. Gli ho detto, per favore, cioè, si calmi, si calmi. E invece mi sono dovuto calmare io, perché molte volte hanno ragione. Il più delle volte hanno ragione. Volete assaggiare un goccino? È molto buono. È una specialità uscita in questo periodo. Sì. Ai 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 ai. Ma chi più ne ha più ne mette. Salute. Beh, io sono attrezzato anche di guanti. C'ho tutta l'attrezzatura che serve in questo periodo di quarantena, a me l'acqua mi avvelena, quarantena, mi riposa un po' la schiena e chi lo sa, forse ce la faremo per maggio, chi lo sa, e chi lo saprebbe mai? Se non ce la facciamo a maggio, ce la facciamo a giugno. L'interessante è cercare di farcela. Porca miseria, quanto mi piacerebbe andarmi a fare una passeggiata, andare a incontrare gli amici, andare al bar. E un dì sulle caprette pascolava le montagne. Vi saluto che devo andare perché è pronto il minestrone. Ciao a tutti, arrivederci.